E allora siamo qui per un cliente che ha deciso di installare un rubinetto 4 vie perché abbiamo sia l'acqua fredda, così, dell'acquedotto, sia l'acqua calda e qui abbiamo una leva che aziona sia l'acqua depurata del depuratore e sia dietro l'acqua microfiltrata per sciacquare frutta, verdure, questa roba qui. Poi il rubinetto ha anche il selettore per il doccino. Questo ovviamente si muove